Buongiorno, Focus Bollettino Colture Erbacee, quinto appuntamento del 2023. Negli ultimi appuntamenti abbiamo visto in estrema sintesi i principi della difesa integrata e come vanno applicati. Ricordiamo oggi come l'allegato 3 della direttiva 128/2009 e del nostro PAN richiamino al controllo in campo dei risultati delle scelte di difesa integrata che sono state fatte. Quindi andare in campo a vedere se i trattamenti effettuati effettivamente hanno funzionato, se effettivamente sono stati utili, vedere se invece lasciando un testimone non trattato forse non ci sono state differenze tra il trattato e non trattato, cercare di capire cosa è successo e da questo trarre insegnamento per scelte migliori nel futuro. Per dare concreta attuazione a questo principio, nelle aziende pilota e dimostrative di Veneto Agricoltura, man mano nel corso della stagione cerchiamo di verificare se le previsioni fatte nel bollettino Colture Erbacee sono effettivamente risultate valide e di quanto eventuali strategie, eventuali trattamenti hanno migliorato lo stato della cultura, la produzione finale, quindi se certe scelte sono state realmente utili o meno. In generale cerchiamo di avere sempre un controfattuale rispetto alla scelta generale presa sulla base dei modelli previsionali, dei rilievi fatti in campo e in generale dello stato della situazione che abbiamo valutato in anticipo. Tra le scelte che dobbiamo adesso fare per la prossima stagione agraria, una delle prime è quella sull'eventuale necessità di porre in essere strategie di difesa della cultura del mais e di altre colture suscettibili nelle prime fasi di sviluppo, dalla semina ai primi stadi di sviluppo della cultura. Quindi scelte di eventuali trattamenti o soluzioni alternative per proteggere la pianta, avendo valutato o meno che c'è una presenza pericolosa di organismi nocivi nelle prime fasi di sviluppo del mais o di queste altre colture suscettibili. Gli agenti di danno in queste fasi sono numerosi e per ciascuno di questi daremo i criteri per valutare il rischio e le eventuali soluzioni alternative. Le notue sono dei fitofagi che, come abbiamo visto in precedenti puntate, soprattutto la specie migrante, possono danneggiare, fare danno al mais e altre culture suscettibili dopo essere arrivate in massa dal sud e aver deposto le uova nei terreni coltivati della nostra regione. Abbiamo anche visto come questo rischio mediamente negli anni sia contenuto e come sia prevedibile dal modello previsionale. In generale, quello che abbiamo compreso in oltre 25 anni di sperimentazione è che non ha nessuna utilità fare dei trattamenti alla semina del mais o delle altre culture suscettibili, ma si deve seguire l'evoluzione delle popolazioni di notue a partire dall'accertamento del loro arrivo con i venti da sud, e solo quando il modello previsionale ha individuato la presenza di larve di 4 stadio, le prime che possono fare danno alle culture, andare in campo, controllare ed eventualmente decidere dei trattamenti per controllarle se è stata superata la soglia di danno. Quindi per le notue, no trattamenti alla semina, seguire le indicazioni del bollettino Colture Erbacee che segue una rete di monitoraggio e fa funzionare un modello previsionale e indica quando andare in campo a controllare solo se è necessario e solo nelle zone dove un rischio è effettivamente presente. Tutte queste informazioni le troverete sempre
nel bollettino Cultura Erbacee pubblicato sul sito di Veneto Agricoltura, www.venetoagricoltura.org, o potrete ricevere queste informazioni scrivendo a bollettino.erbacee@venetoagricoltura.org. Si provvederà a mandare le mail con tutte le informazioni e i link per essere formati e preparati ad applicare correttamente la difesa integrata nelle culture erbacee. Alla prossima!